dobbiamo ringraziare veramente il Ministero che lo scorso anno, in piena pandemia, ha pensato di aprire un bando, ancora il Recovery Plan non era né pensato né firmato, un bando da 45 milioni che ci ha permesso di accedere a delle risorse pubbliche in cofinanziamento per realizzare tutta una serie di opere che efficienteranno ancora di più l'Interporto. Nel Veneto il 22% di queste risorse sono arrivate fra Verona, Padova e Portogruaro. Io mi onoro di presiedere l'Unione Interporti che ha patrocinato questa operazione. Su Verona le risorse verranno distribuite per il rifacimento della tecnologia di illuminazione, si passerà dalla tradizionale illuminazione a quella LED, quindi per un maggiore risparmio energetico e quindi un rispetto per l'ambiente, il rifacimento della pavimentazione a fianco dei terminali intermodali e, molto importante, una nuova piazzola, chiamiamola così, di sosta dell'autotrasporto che sarà vigilata H24, quindi permetterà agli autotrasportatori di passare le ore di riposo in assoluta tranquillità e che sarà collegata con la rete telematica del Ministero e quindi permetterà di sapere in anticipo le aree libere, i posti liberi e per quanto tempo potranno essere disponibili. La presenza del sindaco e del presidente Scalzotto è un'ulteriore riprova. La città vuole bene il consorzio ZAI e spinge perché con questo si può disegnare davvero il futuro, nuovamente fuoriuscendo dalla pandemia. Io credo che molto spesso la città non si renda conto della grande fortuna che ha tra le mani. Questo invece i soci mi pare di capire che l'abbiano ben intuito, perché è stato uno dei punti di resistenza, chiamiamoli così, della pandemia. Tramite l'Interporto abbiamo continuato a approvvigionare la città, i supermercati, le farmacie, quindi grazie a questo Interporto la città anche in lockdown ha continuato a vivere. Il Consorzio e il Quadrante Europa sono un fiore all'occhiello del nostro territorio ed è un grande lavoro quello che è stato fatto dal Presidente, anche come Presidente degli Interporti Nazionali, perché queste risorse sono fondamentali, sono importantissime. Noi abbiamo un traguardo per una rivoluzione veramente incredibile di quelle che sono le nostre infrastrutture. Il tunnel di base cambierà, rivoluzionerà completamente il trasporto merci, bisogna farsi trovare pronti. Queste risorse sono fondamentali per creare tutti quei presupposti annessi e connessi rispetto alla grande opera che sarà appunto quella del tunnel di base. Tra l'altro non è solo questo che il nostro territorio vedrà nei prossimi anni, perché il ribaltamento del casello di Verona Sud, la variante alla statale 12 e gli aumenti di capitale che adesso andremo a fare sull'aeroporto sono tutti la sintesi di una visione globale che abbiamo per il nostro territorio in un momento complicato come questo di pandemia. Oggi dobbiamo mettere in sicurezza i nostri asset, ma allo stesso tempo avere quella lungimiranza che hanno avuto i nostri padri fondatori del nostro territorio nel secondo dopoguerra per progettare il futuro, ed è quello che stiamo facendo. Stiamo uscendo anche noi purtroppo da quella che è stata una guerra con ricadute sulla salute e sull'economia drammatiche. Abbiamo il dovere e il compito, ed è quello che stiamo facendo, di avere una visione, di progettare il nostro territorio per i prossimi 50-100 anni. Presidente, allora anche per quanto riguarda il futuro, il Consorzio ZAI si trova con le carte in regola. Direi che è frutto di un grande lavoro dal Consiglio di amministrazione da parte della direzione, e questo è importante per noi amministratori che abbiamo il compito di ridisegnare il futuro guardando non a domani ma a tempi un po' più lunghi. L'elemento infrastrutturale per Verona è connaturato. In questo momento abbiamo molte situazioni, aeroporto, fiera, concessione Autobrennero, che sono critiche. Il Consorzio ZAI, diciamo, il mal di testa al momento non ce l'ha fatto venire, anzi ci dà grande soddisfazione per questi lavori di efficientamento.